colgo l'opportunità che Fiorello mi dà di fare due parole sulla situazione della flavescenza, che oggi non è tema della giornata. Problema comunque di cui ormai siamo dopo un po' di anni tutti a conoscenza, che impatta sulle aziende viticole in primis, ma vi assicuro che impatta anche su di noi, sulla regione, in particolare sul servizio fitosanitario. Infatti noi siamo con Sergio, che interverrà dopo, e con gli altri colleghi coinvolti praticamente ormai 365 giorni all'anno, cerchiamo di fornire per quanto è possibile, ma con il supporto anche delle università di Verona, Università di Padova, del CREA stesso di Conegliano, quindi con delle basi scientifiche il più solido possibile, tutto quello che è il know-how alle aziende in termini di modalità di lotta contro questo grosso problema, quindi epoche, molecole da utilizzare. E nello stesso tempo facciamo anche un'attività di polizia che ahimè ci tocca fare per rincorrere tutte le situazioni in cui in giro per il Veneto il livello di attenzione da parte dei proprietari piuttosto che dei conduttori di vigneti non è proprio quello che tutti ci aspettiamo che fosse. Quindi il problema, per fare un'estrema sintesi, veniamo da una situazione del 2023 in cui ci sono state delle avvisaglie, parlo soprattutto della presenza del vettore principale che è lo Scofideus titanus, che ci lasciano, spero, intravedere un minimo di luce in fondo al tunnel, però quest'anno bisognerà cercare e sperare di avere una conferma di questi dati un po' confortanti. Sto parlando del livello di presenza del vettore di vigneti. Noi monitoriamo, adesso non mi soffermo su quali sono le nostre attività molteplici su questo fronte, però l'anno scorso c'è stata una minor presenza rispetto agli anni precedenti di vettore, quindi auspichiamo che questo porti poi ad un minor numero di infezioni. Questo non vuol dire che va abbassato il livello di attenzione, perché il problema è ed è ancora strettamente attuale. Parlo anche della necessità di continuare nell'attività di eliminazione e estirpo di tutte le viti infette, perché ad oggi non ci sono altri strumenti se non quello di cercare di lottare nel miglior modo possibile contro il vettore, e accompagnando questa attività a quella di estirpo e eliminazione di tutte le fonti di infezione che sono le viti sintomatiche, siano esse dentro a vigneti condotti, siano esse dentro a vigneti ahimè abbandonati. Quindi noi saremo sempre presenti e ci saranno probabilmente tante altre occasioni in cui parlare in modo più approfondito di questa faccenda. Siamo sempre disponibili con quelli che vogliono interfacciarsi con noi, e io mi fermo qui, appunto il messaggio è non bisogna abbassare la guardia.